È successo già, credo che sia la quinta, sesta volta, e una volta è successo anche che ero in casa io e hanno provato a prendermi anche, sì sì, e ho dovuto arrampicarmi e andare su questo pianerottolo. Aveva 18 anni Alexander Puntel quando si è ritrovato faccia a faccia con i ladri. Lui a tentare di tenere chiusa la porta da un lato, loro a spingere dall'altro, calzamaglia in testa e piedi di porco in mano. Da quel giorno chiude a chiave la camera quando è solo. Lo scorso pomeriggio una nuova incursione di ladri in casa sua. Lui era a Venezia per un concerto, i genitori in cimitero sono entrati rompendo questa inferriata. Un flessibile probabilmente hanno usato, con tutta la calma del mondo. Ed erano in tanti comunque. Abbiamo risaldato adesso e Da qui in casa in un attimo, in salotto dove hanno sfondato una botola e poi, probabilmente guidati da un metal detector, hanno distrutto questa parete in cartongesso convinti che nascondesse una cassaforte. in realtà è una porta che è una porta murata e che avevamo anche murato col cartongesso, e ci hanno addirittura tolto tutto quello che era il cartongesso. La cassaforte alla fine l'hanno trovata, l'hanno sradicata e presa. Hanno portato via tutte le cose d'argento, di oro di mia mamma, più anche delle cose che erano di mia nonna. Quindi adesso non abbiamo più niente, cioè, nel senso, se, se qualche ladro vedesse questa cosa, ve lo dico, non abbiamo proprio più niente. Cosa non ha funzionato nel sistema di sicurezza Alexander se lo chiede da quel giorno. Le telecamere sono collegate alla vigilanza privata ma non avrebbero ripreso nulla. Il sistema d'allarme non ha funzionato. Il sospetto è che sia stato disinstallato da remoto, così come usano fare i cybercriminali. E così non c'è pace per la famiglia Puntel. Papà Patrizio rincasa in tarda mattinata alla scoperta dell'ennesima incursione dei ladri in casa sua. Si è sentito male. Nel pomeriggio la famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri chiamati non appena scoperto il fatto. Abbiamo fatto di tutto, ma c'è poco da fare. Quando loro ti puntano, in un modo o nell'altro entrano. Non compriamo più nulla, né oro né argento, non resto più a casa da solo la notte, lo dice apertamente a testa alta Alexander Puntel. Ecco come i ladri hanno cambiato la mia vita. Quando ad esempio sono da solo non riesco più a dormire, anzi certe volte addirittura chiedo a degli amici di poter dormire da loro. Dormo sempre chiuso a chiave, mi metto sempre qualcosa davanti alla porta, cioè qualcosa che ti cambia la vita comunque. E avere un'arma avrebbe potuto servire a qualcosa. Non è bello arrivare a questo, sicuramente. Tra l'altro, per cosa la tieni se poi ti arrestano te e te la fanno pagare te? Nel senso, ti condanni praticamente anche. Dovrebbe essere proprio il sistema diverso.